Sesta corsa, premio La Vedona, discreti cavalli di 3 anni, generazione lettera A. 1 Amazing Joe, Federico Esposito, 2 Ancora Tubigi, Maurizio Cheli, 3 Americ Clemar, Vincenzo Piscoglio, 4 Ambramatto, Andrea Esposito, 5 Abano Cis, Gianni Targhetta, 6 Atene 3B, Lorenzo Baldi. In seconda fila 7 Ami del Duomo, Antonio Greppi, 8 Astro del Nord, Edoardo Baldi, 9 Asciano, Antonio Di Nardo, 10 Africa Jet, Loris Farolfi, 11 Alissa Trio, Marco Stefani. Buono lo schieramento, tutta rete la prima fila. L'errore di Abano Cis, rompe anche Ambramatto, rompe anche Atene 3B. Quindi Amazing Joe Numero mantiene lo 6 Atene steccato 3B su Americ squalificato, Clemar, che numero cerca posto alla 4 corda. Ambramatto squalificato. Posto che non c'è, perché ha colto gran partenza dalla seconda fila Ami del Duomo, poi serra sotto anche Astro del Nord in terza, quindi rimane di fuori scoperto Americ Clemar, 200 metri in 14,7, andiamo in quarta posizione il 2 di Ancora Tubigi, mentre avanza largo, ma Asciano preferisce stare nella scia di Americ Clemar. Antonio Di Nardo intanto 31, i primi 400 metri passati dal figlio di Ilaria Jet e Royalty for Life. Ritmo blando ora quello imposto da Federico Esposito, arriva al paletto dei 600 metri addirittura in 48,2, 17,2 la curva, si gira il driver toscano, vede arrivare al largo il numero 3 di Americ Clemar pedinato da Asciano, poi il numero 11 di Alissa Trio in terza pariglia davanti al falloso Abano Cis. 16-1 ora qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro molto lento, 1-4-3, sempre in vantaggio il portacolori della scuderia Bivans davanti a Ami del Duomo, poi vediamo in difficoltà Americ Clemar all'esterno, scatta Sciano dopo un chilometro in 1,20 e mezzo, ancora 16-2 la curva, allunga ora di scatto l'ora allievo di Alessandro Gocciadoro, con insulchi Federico Esposito, Ami del Duomo ne tiene la sua schiena, ma Asciano fa sul serio, 14-1, gran forma i cavalli di Gennaro Casillo oggi. Poi vediamo in quarta il numero 8 di Astro del Nord, ora però Amazing Joe sta fornendo parziali veramente interessanti, Ami del Duomo cerca di seguirlo, si getta di galoppo Asciano sulla curva, Numero 9 retta Asciano d'arrivo con Amazing Joe che squalificato, cerca lo numero stacco, ma c'è 10 lo Africa spizzecco di Ami del Jet Duomo che però può squalificato. essere soltanto seconda. E viene a vincere Amazing Joe su Ami del Duomo, poi al terzo posto l'otto di Astro del Nord davanti a distanza Ancora Tubigi, 1.16.1 ma 27,5 gli ultimi 400 metri con 13,8 la retta d'arrivo per Amazing Joe, Federico Esposito, Alessandro Gocciadoro, la scuderia Bivans, la figlia anzi di Royalty for Life, Ilaria Jet, la vediamo. Dato molto piano per la prima parte di percorso, poi ha fornito ultimi 600 metri veramente notevoli, con soprattutto l'ultimo quarto in 27,5. Buona seconda Ami del Duomo che ha seguito fin dal via la battistrada, mentre terzo per Astro del Nord la quota per Amazing Joe 2,05.